Ciao a tutti, sono Gerardo Pozzi, vivo a Vittorio Veneto e sono un cantautore. Ci è voluto uno sprone, più di uno sprone, ci è voluto lo sprone di questi amici che ti ho citato prima, ci è voluto lo sprone di una vita di psicoterapia fatta su di me per liberare certe cose e soprattutto una cosa che era forse ed è ancora adesso una sorta di combattimento tra il dirsi di essere artista, il sentirlo e una sorta di ritrosia nei confronti di questa cosa che non so perché, forse è un mio pensare, che sia un pensare sociale, ma in realtà è forse mio, e soprattutto la poca fiducia nei miei confronti che avevo, quindi ero convintissimo di scrivere delle grandi cagate, si può dire, ma è così, ancora adesso, però poi dopo succede che se le suoni in giro, anche nei baretti, nelle osterie dove suono io, qualcosa arriva, qualcuno ti danno un rimando che è meraviglioso, che poi questo un artista cerca, guarda che cerca amore, togliendo tutto quello, cerca una sorta di affetto che gli manca, una fame, una sete che ha atavica e la compensa con l'arte. E quando vedi che anche con le tue piccole cose qualcosa ritorna, allora rimani molto colpito e questa è una cosa a catena che ti fa continuare a voler cantare. Rischi un ricovero coatto all'ospedale psichiatrico. Quello che scrivo viene veramente dalla pancia, quindi io non so veramente cosa vado a scrivere quando scrivo. Mi muove un'emozione, uno stato d'animo particolare, corro giù e solitamente, una volta era così, adesso con le due figlie diventa tutto più difficile, ma una volta potevo correre giù a impeto ed era proprio un bisogno, come i bisogni di quelli, l'ho già detto una volta, sembra ridicolo, ma è così, si chiamano bisogni, quando uno deve andare in bagno, perché viene chiamato bisogno? Perché è immediato, le emozioni ti chiamano immediatamente, quindi io non so se è una poetica di qualche tipo, ma parlo di cose che mi toccano e ho forse la presunzione, non so se sia presunzione o cosa, che a volte se ti scavi tanto dentro e parli di te, raggiungi quella parte dentro che è anche degli altri, perché secondo me c'è un fondo comune a tutta l'umanità. Se riesci a parlare di qualcosa di un certo tipo, anche se passa da te ed è soggettiva, colpisce lo stesso anche gli altri, quella parte degli altri che ti rispecchia. La canzone Badaboom, di cui è stato fatto un bellissimo videoclip da parte di Michele Pastrello, che è un regista, è una canzone che mi è uscita o è uscita da sola diversi anni fa, poi è capitata che sia stata anche premiata sia al concorso Fabrizio De André che al Musicultura che al premio Botteghe d'autore, la stessa canzone. Sono contento di questa cosa qua, anche perché è una canzone che parla di qualcosa che mi ha toccato in profondità, sia da bambino e che mi sono portato dietro per una vita, che evidentemente scuote anche altre persone. Magari ci si ritrova, non è una canzone negativa o pessimistica, anzi è una canzone di ribellione, se vuoi, al dolore, o comunque una canzone che vuole essere di buon auspicio, cioè la si può fare comunque, cioè siamo degli eroi a prescindere, a qualsiasi età ci troviamo, con qualsiasi corpo, mal di schiena o meno che uno possa avere, quella forma lì è la miglior forma di resistenza che poteva mettere in atto quella persona, quindi fondamentalmente siamo tutti degli eroi, con tutto lo zaino di dolori e di dispiaceri che ci si porta dietro. Con un piede nella pazzia e quell'altro nella ragione. Allora, sono stato molto arrabbiato con questo territorio quando sono arrivato qua, perché questo territorio qui, mi riferisco alla mia zona trevigiana, perché all'inizio mi sono sentito proprio straniero, sia per il fatto che mi rivolgevano molti
volontariamente mi si rivolgevano solo in dialetto, io non lo capivo. C'era questa cosa che non sei dei nostri, sì, la mentalità è questa, però poi dopo, quando si fidano, ti aprono la porta di casa, ti lasciano le chiavi in mano e tu puoi entrare e uscire, ti ospitano, fanno cose che magari in altre parti che sembrano o sono più ospitali, però magari chiudo a chiave perché non si sa mai. Qui avviene un po' il contrario. E poi devo dire un'altra cosa, le persone, e questo l'ho notato e lo voglio dire con forza, le persone che hanno una mentalità un po' diversa dalla macchietta veneta, che è quella che circola. Tutte le macchiette quando circolano perché c'è un fondo di verità, non si può non dire questo. Però le persone che qui sono cresciute con una mentalità diversa dal classico pensare solo alla produttività e al denaro, sono fortissime, perché per me è stato facilissimo crescere abitando comunque vicino a una metropoli come Milano. Cresci nel cosmopolita, non so come spiegarti, quindi sei abituato a vedere tutto, vedevamo extracomunitari, vedevamo persone dal meridione, vedevamo un sacco di veneti che venivano anche da noi perché il Veneto era povero, ma tantissimi anni fa li vedevamo. Quindi noi siamo abituati, le persone invece qui che sono riuscite ad avere una mentalità di accoglienza, secondo me sono ancora più forti di quello che posso essere io, che ero comunque abituato a questo stile di vita e di vedere le cose. Chi qui ha una mentalità diversa, io lo stimo tantissimo, ha un coraggio di pensiero proprio, col rischio di venire emarginato, e non è indifferente questo coraggio. Da me sarai tu a inginocchiarti da me. Sono sempre Gerardo Pozzi, potete trovare i miei video sul canale YouTube digitando il mio nome e il mio cognome o cercarmi su Facebook, sono anche lì. Grazie per l'ascolto e speriamo di vederci presto, magari con l'album nuovo che spero arriverà.